Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto attraversando i meravigliosi panorami che regala l'affascinante strada statale 133, un fantastico serpentone di curve che collega il comune di Tempio Pausania con quello di Palau, per raggiungere una delle meravigliose spiagge presenti nel suggestivo borgo di Santa Teresa di Gallura, la spiaggia della Marmorata. Partendo proprio dal suo splendido arenile, infatti, raggiungerò a nuoto il suo omonimo paradisiaco isolotto. Andiamo avventurieri, preparate le provviste perché quest'isola è deserta! Questo dovrebbe essere il nostro video. Esatto, vedete la Marmorata, la nostra spiaggia di oggi. Proseguiamo lungo questa strada asfaltata che ci conduce diretti alla spiaggia e al residence omonimo. In questa giornata di autunno vediamo come si sta in spiaggia, vediamo se riusciamo a raggiungere il nostro isolotto che sta proprio di fronte alla spiaggia, la nostra isola deserta. C'è un'altra deviazione, proseguiamo per la spiaggia, la Marmorata. Guardate che belle vallate prima di arrivare alla spiaggia. Già il sentiero fa appassionare alla spiaggia. Guardatela, c'è un'ottima visuale sull'arcipelago della Maddalena perché siamo proprio di fronte. Questo dovrebbe essere il piazzale ed il parcheggio. Proviamo ad avvicinarci il più possibile. Allora avventurieri, siamo arrivati al piazzale della spiaggia La Marmorata. Vedete, alle mie spalle ci sta il residence. Lascio qui la mia Sherden e ci incamminiamo verso la spiaggia. Andiamo a scoprire questo arco di sabbia finissima. Percorriamo questi pochi passi in questo sentiero tra la macchia mediterranea, vediamo un po' quale bellezza ci attende e soprattutto se riusciamo ad individuare la nostra isola deserta. Questa, a differenza di Cala Sambuco, è una spiaggia ben attrezzata con servizi. Vedete, c'è un chiosco, prevedo già un chiosco, quindi siamo all'interno delle rotte turistiche. Eccoci arrivati, vedete qui ci sono un po' tutti i servizi di ristorazione. Guardate che meraviglia. E poi di fronte c'è proprio il residence con tutte le case vacanze, un vero e proprio villaggio con di fronte questa bellissima spiaggia. Guardate la trasparenza delle sue acque, sembra un pittoresco quadro, è bellissima ed è anche molto ampia, con circa 350 metri di spiaggia. Da questo pontile riusciamo
a vederla nel suo complesso. Guardate che bella, una parte attrezzata e una parte libera. E qui abbiamo il residence. Partendo dalla spiaggia alla Marmorata ho attraversato giusto questi scogli, queste rocce, e sono giunto alla spiaggia alla Marmoratina. Vedete? È più piccolina ma più riservata, e da qui ho individuato la nostra isola deserta, l'isola La Marmorata. Eccola qua, è là in fondo. Andremo proprio lì oggi. Bene avventurieri, abbiamo indossato di nuovo la nostra attrezzatura da sub. Vedete? Guardate la trasparenza delle acque. E ora partiamo verso la conquista della nostra isola deserta, laggiù in fondo, la vedete? Pronti? Nuotate insieme a me! Avventurieri, ci siamo quasi, vedete, ci abbiamo proprio di fronte, sono su questo pontile qui di fronte, ho fatto già un bel tratto. Ora vedo dove vanno queste imbarcazioni, qui taglio verticale. Arrivati avventurieri, ce l'ho fatta, guardate che meraviglia, sono sulla mia isola deserta. Quindi avventurieri, eccomi qua, attraversando questo tratto di mare qui di fronte, sono circa 800 metri dalla spiaggia alla Marmoratina. Sono riuscito ad arrivare quindi alla mia isola deserta. Guardate che acqua, che trasparenze, e c'è una piccola spiaggetta tutta per me. Vedete qui di fronte vediamo le due spiagge, in fondo la Marmorata
e la Marmoratina. Si sta benissimo e vi ricordo siamo a fine settembre. Ora cerchiamo di arrampicarci su queste rocce, su questi scogli, per vedere la visuale verso l'arcipelago della Maddalena. Saliamo di qua. Fantastico questo granito. Proviamo a salire di qua. Wow, guardate che veduta. Facciamo un po' di salterelli sugli scogli e vediamo se riusciamo a vedere l'altra veduta sul versante lato Corsica, Bocchi di Bonifacio. Wow, guardate, fantastico, sembra quasi un paesaggio lunare. Ci incamminiamo verso le Bocche di Bonifacio. Si sa mai che si possa arrivare a nuoto anche lì. Guardate questa specie di taffone naturale, è bellissimo. Ovviamente è un'isola dominata dai gabbiani, vedete tutti i loro regalini. Wow, spettacolare, c'è una veduta pazzesca, ragazzi. Guardate, questa dovrebbe essere l'isola di Budelli e quella è la Sardegna. E io sono sulla mia isola deserta. Continuiamo a percorrere questi passi su quest'isola deserta e vediamo dove si spinge lo sguardo. È grandicella, me l'aspettavo anche più piccola, invece c'è un po' da esplorare. Questo è il lato dell'isola che volge lo sguardo proprio in direzione della Corsica. Guardate quanto si vede bene, siamo vicinissimi. Quelle sono le falesie della Corsica. Guardate le cime più alte, il Monte Cinto. Ricordo che la Corsica raggiunge punte di 2700 metri. Guardate quanto siamo vicini, si vede benissimo Bonifacio, vedo il paesino di Bonifacio, le sue case. Spettacolare. Qui non mi spingo oltre perché c'è della vegetazione a piedi nudi, non mi vorrei pungere i piedi con le spine. L'essenza dell'essere su di un'isola è che una volta giunto qui, su questa casa sul mare, qualcosa mi dice di aver raggiunto il confine del mondo e non sussiste alcun motivo che mi sproni a spingermi oltre. Bene avventurieri, anche questa motoavventura che ci ha portato a scoprire quest'isola paradisiaca volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!